Allora, forse i più giovani non lo sanno, ma quelli che insomma ci seguono da tempo sanno che Chioggia Azzurra è nato come blog politico. L'ho costituito io quella volta per mandare a casa Teoso Romano Pagio, ed è andato a casa, e poi l'abbiamo continuato come, diciamo, blog di informazione. E qualcuno ogni tanto mi dice: dovresti tornare in politica. Non ho nessuna intenzione di tornare in politica, perché faccio politica molto di più adesso rispetto a quando ero un semplice consigliere comunale. Detto questo, a ogni elezione, bene o male, direttamente o indirettamente abbiamo partecipato, dando spazio a tutti, consigliando chi votare e chi non votare. Voglio ricordarvi che alle ultime elezioni regionali il sottoscritto ha spinto molto perché venissero votati solo i candidati locali. Addirittura ho fatto un intervento, lo ricorderete, che io non ricordo, vi rinfresco la memoria. Ho detto: se non avete intenzione di andare a votare o non volete, insomma non sapete chi votare, votate per i candidati locali. E ho parlato diciamo di alcuni consiglieri con le zone, e è merito mio o non è merito mio, lo lascio a chi ci segue decidere, ma Chioggia, il comune di Chioggia, fatalità, è l'unico comune del Veneto che ha 3 consiglieri regionali: il Marco Dolfin, il Jonathan Montanarello e la Erika Baldin. E tutto il resto del Veneto non c'è un comune. Padova ne ha uno, Venezia ne ha uno, noi altri ne abbiamo 3. Allora io vi chiedo ai follower, alle persone, io vedo che ci sono tante persone e non solo di Chioggia che ci seguono, per strada mi fermano, mi è capitato tante volte persone che sono di altri comuni che mi fermano, mi salutano, eccetera. Mi fa molto piacere, vi dico, è un sostegno forte quello che mi date in tante occasioni, vi dico la verità. Allora, ho intenzione di dare il mio appoggio alla candidata alle elezioni europee, la Rosanna Conte. La Rosanna Conte è entrata in Parlamento europeo 5 anni fa, è stata la prima volta che entrava, si è fatta la sua gavetta, ha partecipato in maniera attiva alla vita politica a Bruxelles, trasferendosi a Bruxelles 5 giorni a settimana, e poi è stata presente nei vari territori. Ricordo che il bacino per le elezioni europee sono il Veneto, l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Quindi questo contesto, in un bacino collegiale così ampio, è gioco forza che a noi veneti, ma anche alle altre regioni, conviene avere un candidato che ritorni in Parlamento europeo e che giri la chiave e sappia già partire, sappia già guidare e non debba fare, diciamo, nessun apprendistato, perché è inutile che ce la giriamo, ce la voltiamo. Tante volte tanti candidati vengono messi, ma in realtà ci sono tutta una serie di situazioni, con tutto rispetto di tutti i partiti. L'appoggio che do alla Rosanna Conte non è per la Lega, ci tengo a sottolinearlo. Non ho nulla contro la Lega, ci sono tantissimi amministratori bravi. Stendiamo un telo pietoso su Chioggia, ma comunque il mio impegno verso l'avvocato e anche avvocato, la parlamentare Rosanna Conte, è per le sue capacità, per l'impegno che ci ha messo, non solo, diciamo, per il livello del nostro territorio. Parlo di pesca, tanto per dire un argomento che l'abbiamo portato tante volte su Chioggia Azzurra, ma anche per tante altre, diciamo, cose che riguardano l'Italia, e di tanti passaggi, e vado a stringere perché altrimenti non voglio fare una cosa troppo lunga. Una cosa dei vari interventi che ha fatto mi ha particolarmente colpito: il fatto che è importante essere in Europa non solo per quello che si è fatto, ma a volte per quello che si è impedito di fare. Io sono un europeista e considero che per l'Italia è stato un vantaggio essere nell'Unione Europea, altrimenti saremmo stati un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Tanti magari non la pensano così, però comunque il fatto che essere là in Parlamento Europeo significa a volte bloccare cose che a noi altri magari italiani non ci vanno bene, a noi altri italiani, Veneto, quello che è. Ecco, quindi l'invito è votare Conte, questo è il santino. Bisogna fare la croce, il simbolo sulla Lega, ripeto, non per la Lega, quindi quelli che magari non sanno cosa votare, ma la Lega magari non è troppo simpatica, non è la Lega, è Rosanna Conte. È questo il discorso che vi faccio, e dovete mettere il nome. Se non mettete il nome basta il cognome Conte, altrimenti non gli vale la preferenza, e potremmo entrare qualche altro consigliere, parlamentare europeo, magari bravissimo, però io penso che a livello locale, e per locale intendo Veneto in questo caso, sarebbe opportuno che noi avessimo la Rosanna Conte.